Mister, di solito queste vittorie piacciono agli allenatori perché non è stata una partita dominata, però il Brescia ha trovato le forze per portarla dalla sua parte e alla fine anche legittimato. Non è mai facile dominare le partite, soprattutto quando si gioca con avversari ben organizzati e sapevamo di affrontare una squadra organizzata e quindi ci aspettavamo una partita difficile. Si era messa anche peggio, poi siamo state brave comunque a rimanere dentro la gara, a ribaltarla, poi la ripresa al San Marino e poi siamo riuscite a lavorare bene negli spazi e a legittimare vantaggio e risultato. Anche con il Bologna c'era stato bisogno di una rimonta, quindi sono 2 partite consecutive che le sue ragazze riescono a ribaltare. Questo che cosa le dà come allenatore, che cosa le trasmette? No, noi cerchiamo di lavorare proprio anche in questa direzione. Le partite sono lunghe, quindi bisogna avere la capacità di lavorare dentro, insieme, anche quando gli episodi girano a sfavore. Anzi, è proprio lì il momento dove c'è bisogno di stare unite, insieme, vicine. E questa è una strada che dobbiamo percorrere sempre. Il Brescia non ha una classifica stimolante nel senso che è una classifica tranquilla, però le ragazze sembrano molto molto affamate. Che cosa le dice per... Il Brescia è una classifica tutto sommato tranquilla perché è in una posizione sicura, però le ragazze sembrano affamate. Che cosa dice loro prima delle partite? Tranquilla non lo so, perché le partite sono tante ad arrivare alla fine, quindi noi vogliamo lavorare per giocarci ogni partita e ottenere il massimo da ogni partita. Non sempre riusciamo, ma noi dobbiamo lavorare per questo e non dobbiamo dimenticarci mai che le insidie sono dietro l'angolo. Sta chiudendo molto bene il Brescia questo girone di andata. Stiamo cercando di migliorarci, stiamo cercando di lavorare su tanti aspetti, praticamente tutti, e dobbiamo tenere dritta la barra e continuare a lavorare. Grazie mille. Grazie a lei. Mister, la San Marino Academy oggi non ha raccolto, però ha dimostrato comunque di avere un percorso di miglioramento in atto, almeno questo è quello che è sembrato dagli spalti, anche la tua lettura. Sì, mi fido di quello che mi dici tu. Obiettivamente le sensazioni nel primo tempo erano quelle, mi sembra di ricordare comunque un buon atteggiamento nella prima frazione di gara. Non ha nessun senso andare in svantaggio per quello che era l'inerzia della partita, cioè una squadra più matura non può finire sotto in quel genere di primo tempo. Poi siamo state brave a recuperarlo, prendiamo il lato positivo, no, anche dai segnali. Generalmente negli ultimi 5 minuti soffrivamo qualche gol di troppo, invece oggi lo abbiamo fatto, quindi abbiamo recuperato la partita e poi nella seconda parte siamo state un po' troppo disordinate, scomposte, poco gioco di qualità e quindi poca sostanza, diciamo, da mettere sul piatto per essere in grado di prendere i 3 punti. Però andiamo avanti, questa è la situazione al momento e cerchiamo di fare sempre meglio ogni settimana. A lungo è sembrato che qualunque delle 2 squadre potesse vincere questa partita, il risultato rimaneva sul 2-2 fino a ripresa inoltrata. Secondo te dov'è che si è marcata la differenza, se volessimo sintetizzare? Ma per quanto mi riguarda forse nella sostanza delle cose, no? Più fai errori anche banali, più porti alla deriva l'inerzia ancora, ripeto, della gara da una parte o dall'altra. Noi dobbiamo cercare di fare meno errori banali, che sia di passaggio, che sia di lettura tattica. Bisogna sforzarci di ripulire di più questo gioco qua, perché
tutte quelle incertezze sono segnali che dai all'avversario, è psicologia che rimotivi per l'avversario, e quindi finché non ci ripuliamo di tutti questi errori individuali e collettivi, le partite si complicano inevitabilmente, perché magari di fronte trovi squadre che poi magari possono anche giocare peggio di te o meno motivate di te qualche volta, però sbagliando meno ti portano via punti. Ecco, le motivazioni sono uno degli aspetti su cui di solito gli allenatori lavorano molto. Direi che la San Marino Academy le ha le motivazioni, e anche oggi ha approcciato la sfida con la voglia di fare la partita, anche se poi è andata diversamente da come voleva. Sì, penso che le motivazioni per qualsiasi persona che decide di fare un'attività nella vita ci devono essere, però altrimenti non ha senso farlo, no? Se siamo qua 25 ragazze, persone dello staff, i dirigenti, mi darei per scontato che le motivazioni ci siano, se no non ha nessun senso essere qui. Ancora di più, vista la classifica che sei in fondo con 9 punti, direi che un surplus di motivazione deve esserci. Però poi, oltre alla motivazione, servono anche i contenuti per vincere le partite, e quindi ritorniamo un po' a quello che ho detto prima: o ripuliamo un po' il gioco, o cerchiamo di sbagliare meno e di mettere più qualità, o se no, lo stiamo vedendo, è una Serie B che diventa sempre più complicata anno dopo anno, e quindi finisci a soffrire in fondo alla classifica. Grazie. Daniela, non solo la doppietta, tante cose nella tua partita, il Brescia oggi ha avuto carattere. Sì, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra con altrettanto carattere, ma l'avevamo preparata bene, sapevamo che dovevamo avere lo stesso coraggio e la stessa voglia di lavorare insieme che abbiamo avuto settimana scorsa col Bologna. Il primo gol che hai fatto è stata una perla, nel secondo bisogna dire bravissima Yolman. Sì, diciamo che più della metà del secondo gol è di Yolman, che ovviamente ha quella caratteristica di attaccare alla profondità e di essere veloce. È stata una partita dove il vento ha tirato da entrambe le parti, quindi momenti favorevoli all'una e all'altra squadra. Il pubblico si è divertito, avete fatto una bella prestazione sia voi che l'Academy. Sì, è stata una partita combattuta assolutamente, sia quando siamo andati sotto e poi abbiamo recuperato, poi loro sono state bravi a riaprirla, e noi siamo stati altrettanto bravi comunque a stare dentro la partita, stare dentro le difficoltà e poi a venirne fuori con una vittoria. La continuità è stata un po' ciò che è mancato al Brescia quest'anno, adesso sono 2 vittorie consecutive, che cosa vi dà? Sicuramente ci dà tanto morale, ci dà tanta consapevolezza, e come ha detto il mister è un fuoco che si è acceso e che dobbiamo essere bravi noi a coltivare con il lavoro tutti insieme. Grazie.